È diventato pericoloso anche andare a portare i bimbi all'asilo nei piccoli paesi della tranquilla periferia. Ha rischiato fratture varie e chissà cos'altro durante la colluttazione con il rapinatore, una nonnina rimasta nell'auto in attesa che la figlia accompagnasse la nipotina alla materna. E un papà coraggioso per poco non veniva falciato in uno sventato scontro frontale con il rapinatore, un giostraio cinquantenne. La scena davanti agli occhi inorriditi dei piccoli dell'asilo che stavano entrando in classe. Un cittadino che ha assistito all'evento criminoso, un furto con uno strappo avvenuto nelle prossimità di un asilo, e ha inseguito il malvivente per qualche chilometro. Ha dato le necessarie indicazioni alle nostre pattuglie che poi sono intervenute. Una storia a dir poco roccambolesca è caduta a Villarazzo, frazione silenziosa di Castelfranco, dove il giostraio, con residenza presso il comune di Pederobba, ma di fatto domiciliato al campo nomadi di San Martino di Lupari, nel Padovano, durante l'inseguimento ha pensato bene di chiamare il figlio perché a sua volta avvisasse i carabinieri per informarli del fatto che gli era stata rubata l'auto, la punto grigia sulle cui tracce militari si stavano già avvicinando. Il finto furto come alibi per dimostrare una volta preso che non era stato lui l'autore né della rapina né di tutti gli altri reati e infrazioni commessi. Quello che indica anche una professionalità è il fatto che, vistisi scoperti, hanno subito adottato delle contromisure, tutto il nucleo familiare dell'arrestato, per creare una versione falsa degli eventi. Il giostraio è stato arrestato e, sebbene domiciliari, si trova in roulotte e con tanto di braccialetto elettronico. Il figlio con la fidanzata sono stati denunciati per simulazione di reato.